Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisili, ben ritrovati al campo della Fincantieri per la sfida valida per il campionato regionale allievi under 16 di fronte Cus Palermo e Città di Trapani. Calcio di punizione per il Città di Trapani. La battuta verso l'area di rigore di Bella, non perfetto, poi attenzione, la palla rimane lì, il tiro di Alongi che va in gol ma l'arbitro annulla, probabilmente una posizione irregolare. Cerca di creare spazio, poi arriva Viviano. Zora subentra, finta il tiro col sinistro, ancora Zora lo prova col destro, la palla però si spegne tra le braccia di Zulian. Poi Danna prova a liberare e ci riesce. Di Vita, mistretta di testa dalle parti di Tarantino che però non può arrivare, allora attenzione alla conclusione da parte di Voltaggio che si spegne alta, però da apprezzare il coraggio del 6 Granata. Poi Tarantino anticipato, prova ad arrivare a Longi ma Lo Bianco arriva prima di lui. Poi sbaglia Lo Bianco, allora attenzione alla ripartenza con il tocco per Alongi fronte alla porta. Alongi il tiro, blocca Lo Galbo senza problemi. Cerca centralmente Viviano. Viviano passa in mezzo a due. Ancora Viviano che avanza, altro dribbling, sempre Viviano, conclusione di Viviano. Palla fuori, ma bella iniziativa qui da Alessandro, tocco per Zora, anticipato ma ancora da Alessandro, vince il rimpalla, adesso Zora. Zora col dribbling verso l'interno, il cross col mancino a cercare Ruffino, diventa quasi un tiro, smanaccia in calcio d'angolo Zulian con la battuta di Zora. Zora sul secondo palo, Lo Bianco arriva mistretta, il salvataggio miracoloso da parte di Zulian, attacco che non è finito però, attenzione a Viviano. Gambina evita Calisti, finta la conclusione, poi scarica su Peralta, fronte alla porta Peralta, cerca il tiro, la palla si spegne sopra la traversa. Avena è pronto a battere, l'arbitro fischia. Avena con questa rasoiata che rimane in area di rigore, attenzione Voltaggio la tiene, Voltaggio la gira e c'è il gol del Città di Trapani all'82esimo, il gol di Voltaggio, incredibile, alla Fincantieri con la rete dell'1-0 della squadra ospite che si porta in vantaggio proprio nel finale. Chiamata tutta la squadra in area di rigore, ultimi secondi. Mistretta alla battuta verso l'area di rigore, il colpo di testa da parte di Lo Bianco, blocca Zulian. Lancio di Zora, interviene Voltaggio con la palla che finisce in fallo laterale, ma è finita la partita. Ha vinto il Città di Trapani che espugna il campo del Cus Palermo, vittoria pesantissima